e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Il femminicidio di Gela, Veronica uccisa a mani nude. Il procuratore capo ricostruisce i particolari di quello che ha definito un efferato femminicidio e non un incidente domestico. Lui un uomo violento da anni, la vittima non aveva mai denunciato. Vittoria spunta la pista mafiosa a scopo di estorsione nel rapimento lampo del 17enne. Al nostro TG la secca smentita dai genitori, ma ad indagare adesso è la procura antimafia di Catania. Ok dall'Assemblea regionale siciliana al disegno di legge nazionale sull'introduzione del deputato supplente. L'avvocato Ivan Maravigna, eletto nuovo componente della Corte dei Conti. Clima politico acceso tra tensioni nel centrodestra e attacchi dell'opposizione sulla sanità regionale. Passi in avanti all'Aspe di Trapani dopo i primi 3 mesi di commissariamento, riorganizzazione del laboratorio di anatomia patologica e riduzione delle liste d'attesa. Il reparto, ora informatizzato e potenziato, punta su tecnologia e nuovi specialisti. Ti aspetto a casa è la nuova iniziativa dell'azienda sanitaria di Siracusa, rivolto a tutte le neomamme. Un'equipe di esperti affianca i genitori con visite gratuite nei primi 3 mesi dopo il parto. Altri guai alla circonvallazione di Catania. Da quasi un anno un tratto di marciapiede è transennato per caduta di massi lavici. I pedoni costretti a invadere la strada percorsa dalle auto. Calcio si svuota l'infermeria del Catania per la trasferta di Giuliano. Toscano recupera anche Aloi e Rolfini. Unico indisponibile Martic. Venerdì la partenza per la Campania. Bentrovati. E svolta a Gela nel caso che a settembre poteva sembrare un incidente domestico. La procura non ha dubbi, si tratta di un femminicidio compiuto con efferata violenza. L'assassino, già in carcere, ha ucciso la compagna a mani nude, come ci racconta Gerry Italia. Una scena di devastazione, una violenza brutale, così il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ha descritto le condizioni in cui è stato trovato il corpo di Veronica Basa, 64 anni, uccisa lo scorso 17 settembre nella sua casa di via Amendola. Quello che ci racconta soprattutto i primi accertamenti sul cadavere di una violenza selvaggia di quest'uomo che nei confronti di questa donna, che ha portato a delle lesioni molto importanti sul cadavere, lesioni anche interne e per la maggior parte, per quello che sembra, fatte a mani nude. Per il delitto è stato arrestato Lucian Stan, 40 anni, bracciante romeno, accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo le indagini l'uomo avrebbe picchiato la convivente fino alla morte, tentando poi di ripulire la scena per far credere a un incidente domestico. L'autopsia invece ha rivelato un grave politrauma cranico e toracico, colpi ripetuti, schiacciamento, segni compatibili con un'aggressione a mani nude. L'esame autoptico descrive un quadro di violenza devastante, un corpo fortemente provato dalle forti violenze impresse dai colpi, addirittura da una compressione toracica in cui il GIP di fatto plasticamente descrive una posizione a cavalcioni dell'aggressore sulla vittima, e quindi poi l'insieme di queste evidenze investigative e scientifiche ha consentito di raccogliere un quadro indiziario convergente confermato dal GIP nell'emissione del provvedimento cautelare. A dare l'allarme non fu lui ma un vicino di casa, ore dopo la morte. Nel quartiere San Giacomo intanto restano sgomento e rabbia, mentre la comunità romena si è stretta nel dolore per una tragedia che forse poteva essere evitata. Spuntano le ipotesi dell'estorsione e della pista mafiosa per il rapimento lampo del 17enne di Vittoria. La famiglia al nostro TG è un fulmine a ciel sereno, non abbiamo mai ricevuto telefonate di minaccia, ma adesso delle indagini si occuperà la direzione distrettuale antimafia di Catania. Giusy Lazzara. Spunta la pista dell'estorsione mafiosa sul rapimento lampo a Vittoria del 17enne rilasciato dopo 24 ore. Per questo adesso l'inchiesta del Tribunale di Ragusa è passata alla direzione distrettuale antimafia di Catania e affidata all'aggiunto Sebastiano Ardita, al sostituto Alfio Fragalà, d'intesa col procuratore Francesco Curcio, che approfondiranno la pista della criminalità organizzata sul territorio ragusano. La famiglia non ci sta, il padre del ragazzo, ancora scosso, ribadisce:
È stato un fulmine a ciel sereno, non abbiamo mai avuto alcuna minaccia e non riusciamo a capire ancora quale sia il motivo del sequestro. Il 17enne si sta lentamente riprendendo, racconta il padre, va a scuola ed è tornato anche a lavorare nell'azienda familiare che si occupa della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Il giovane è stato sentito dagli investigatori con gli amici che erano con lui al momento del sequestro. Il comando è entrato in azione il 25 settembre di sera, prelevando il 17enne. Uno dei 4 rapitori lo ha chiamato per nome, lo ha preso per un braccio e caricato in macchina. Il ragazzo verrà rilasciato 24 ore dopo e ritrovato in strada da un amico nei pressi di un capannone, risultato di proprietà di un cugino di Gianfranco Straquadaini, il boss di Vittoria, latitante da oltre un anno. A Favara adesso, dove non si ferma la ricerca di Marianna Bello, la 38enne travolta dal fiume di fango una settimana fa. Tra dubbi e speranze poche, la comunità si stringe attorno alla famiglia dopo un nuovo ritrovamento. Questa volta si tratta di un paio di pantaloni, come ci racconta Davide Sardo. All'alba di oggi è ripartita, tra dolore e speranza, la corsa contro il tempo per ritrovare Marianna Bello, la 38enne di Favara, travolta mercoledì scorso dal fiume di fango e pioggia, risucchiata da un collettore mentre cercava di mettersi in salvo. Favara è sotto shock. Ad una settimana dal nubifragio crescono indignazione e rabbia. Che è colpa che hanno tolto le gratette non vanno a togliere, che a quest'ora non fosse in questa situazione, con le grate si fermava e a quest'ora fosse tra noi, non fosse così dispersa. Speriamo che viva, ma sono passati 6 giorni, penso che questa ragazza o è sbattuta in qualche muro, in qualche sasso grosso, speriamo che viva, ma a questo punto non ci credo più. Sarà sepolta sotto i cespugli, i canneti, queste cose qua. Nel percorso che porta al depuratore, i soccorritori hanno ritrovato nei giorni scorsi alcuni effetti personali, la borsa, il cellulare, i documenti, la felpa. Ma il ritrovamento più toccante è avvenuto ieri pomeriggio, un pantalone coperto dal fango, forse quello che Marianna indossava quella mattina maledetta, un dettaglio che ha gelato il cuore dei familiari e commosso l'intera comunità. Noi ci auguriamo tutti quanti che questa povera signora venga trovata immediatamente per dare sollievo al marito, ai figli e a tutta la popolazione. E mentre i vigili del fuoco continuano a svuotare i laghetti di fango, la speranza è almeno di trovare il corpo. L'inchiesta Mercurio, i comuni di Catania e Misterbianco, la Regione Sicilia e il Ministero dell'Interno sono stati ammessi come parti civili. L'operazione coordinata dalla DDA Etnea punta a fare luce sulla capacità della famiglia Santa Paola Ercolano di penetrare all'interno della pubblica amministrazione per coltivare i propri interessi economici nel settore degli appalti pubblici. Tra gli imputati, accusato di voto di scambio, il deputato regionale Giuseppe Castiglione, ex componente della Commissione Antimafia, e l'ex consigliere comunale di Misterbianco Matteo Marchese. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 ottobre. La politica adesso, dopo le tensioni sulle nomine di sottogoverno, la maggioranza di centrodestra tiene alla prima prova d'aula. Movimento 5 Stelle sul piede di guerra sui numeri della sanità. Luca Ciliberti. L'Ars si è riunita a Palazzo dei Normanni alla presenza del presidente Renato Schifani. Sul deputato supplente l'Aula, con voto segreto, ha dato parere favorevole al disegno di legge nazionale con 37 sì e 28 no. La figura del deputato supplente è già prevista in altri consigli regionali. Il primo dei non eletti subentra al deputato consigliere regionale che viene nominato assessore dal presidente della regione, diventando così incompatibile il doppio ruolo deputato e assessore. In Sicilia gli assessori sono 12. Le opposizioni che hanno detto no hanno motivato che questa figura comporterebbe una maggiore spesa per le casse pubbliche regionali di circa 12 milioni di euro. L'Aula ha eletto a scrutinio segreto anche il nuovo componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la regione siciliana. Si tratta dell'avvocato catanese Ivan Maravigna, che ha ottenuto 37 voti favorevoli su 65 votanti. Le tensioni del centrodestra che hanno accompagnato la vigilia della seduta dunque non hanno inciso sulla tenuta della maggioranza. Al momento Fratelli d'Italia, che ha mostrato tutto il proprio nervosismo per le nomine non condivise, soprattutto nella sanità, su tutte la riconferma di Salvatore Iacolino alla pianificazione strategica, ha mostrato lealtà. Magari un maggiore chiarimento fra le forze di maggioranza e col presidente Schifani sarebbe auspicabile, ma da qui ad arrivare alle conclusioni estreme di un ritiro della nostra delegazione ce ne corre.
Sulla sanità regionale attacca anche l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle accusa l'assessorato di aver gonfiato i numeri della cardiochirurgia pediatrica di Palermo ed è pronta a dare battaglia divulgando tutti i dati dubbi nel corso di una conferenza stampa convocata per le prossime ore all'Ars. Il commissario straordinario dell'ASP di Trapani ha illustrato il bilancio dei primi 3 mesi di gestione con risultati già ottenuti e le iniziative avviate, a cominciare dallo sfoltimento delle liste d'attesa. Sentiamo i dettagli da Laura Spanò. All'ASP di Trapani, dove ancora non si è spento l'eco dello scandalo per ritardi nella refertazione degli esami istologici, il commissario Sabrina Pulvirenti, insediatasi 3 mesi fa, parla dei risultati concreti raggiunti a cominciare dal percorso di rilancio complessivo dell'attività dell'azienda. Un notevole passo avanti arriva dalle liste d'attesa con una vera e propria rivoluzione. Stiamo condividendo quando una visita, quando un esame strumentale è veramente importante, con quale quesito diagnostico e con quale priorità. Attualmente attraverso gli sportelli fast track che sono aperti uno per ogni distretto territoriale abbiamo erogato e prenotato più di 1600 prestazioni codice B, ossia entro i 10 giorni. Non abbiamo più prestazioni dell'anno 2024, quindi stiamo erogando quelle dell'anno 2025. Stiamo avviando un percorso anche per le prestazioni D e P. Come? Con la collaborazione dei medici che faranno la prima visita, che prenderanno in carico il paziente e che avranno, già ce l'hanno, la disponibilità di prenotare le agende di controllo. Io ti prendo in carico alla prima visita e ti dico fra 6 mesi, 1 anno ritorni da me senza che tu ti reghi di nuovo dal tuo medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta per farti prescrivere il controllo. Massima attenzione al laboratorio di anatomia patologica ristrutturato e informatizzato. Dopo l'assunzione del nuovo direttore e di nuovi anatomopatologi, ha detto Pulvirenti, il laboratorio è un centro unico aziendale dotato di tecnologie digitali che consentono di fotografare e archiviare in tempo reale i campioni istologici, migliorando la precisione diagnostica e la tracciabilità dei referti. A Siracusa è già un successo il progetto dell'azienda sanitaria rivolto alle neomamme. Nei primi 3 mesi dopo il parto un'equipe di esperti affianca i genitori con visite gratuite, un'iniziativa organizzata per le famiglie a basso reddito ma che è aperta a tutti, come ci racconta Francesco Loi. È la prima volta che divento mamma, sono molto contenta, ansiosa, però sono molto supportata dall'equipe medica. Carmelita è al 7° mese di gravidanza e insieme al marito non vede l'ora di accogliere Ginevra in famiglia. Una fase importante della vita che per i primi 3 mesi dal parto sarà monitorata da un'equipe di ostetriche, psicologi e assistenti sociali. Tutto offerto dall'ASP di Siracusa. Mi sento più protetta, più coccolata e soprattutto perché essendo neomamma non so cosa mi possa aspettare dopo la nascita della mia bambina. Ti aspetto a casa è il nome del progetto curato dall'unità operativa complessa materno-infantile.